Mentre l'inquinamento segna in tutta Italia dei picchi definiti preoccupanti dagli esperti e il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti convoca una riunione di emergenza per mercoledì, il governatore Luca Zaia ribadisce la sua contrarietà ad applicare in Veneto provvedimenti come il blocco totale delle auto per 3 giorni disposto a Milano o la circolazione a targhe alterne in vigore a Roma. Qui non si possono affrontare i problemi nel momento in cui ci sono le polveri sottili, PM10 e non piove. Non è che possiamo fare la danza della pioggia, bisognerebbe preoccuparsi dell'inquinamento utilizzando altri strumenti che sono quelli della programmazione. La Germania ha fissato per il 2020 fonti rinnovabili di energia al 60%. Noi cosa abbiamo fatto? Il compito di fare le ordinanze spetta ai comuni, ricorda Zaia. A Venezia ne sono già state fatte 3, l'ultima in ordine di tempo riduce da 19 a 18 i gradi massimi che i cittadini possono tenere in casa grazie al riscaldamento e vieta l'accensione di caminetti e stufe a legna, nonché di qualunque falò all'aperto ad esclusione di quelli dell'Epifania. Bisogna abbandonare anche il tema dell'ipocrisia, no? Cioè non è che ce la possiamo prendere con quello che c'è il povero cittadino che c'ha magari la stufa a legna a casa, perché quando si parla di legna si parla di popolo. O magari dar la colpa alle auto. La verità è che si sono persi anni nel fare le grandi riforme strutturali a livello ambientale. Come regione siamo disposti a fare la nostra parte, assicura il governatore. Pensiamo che però ci voglia una scelta strategica nazionale importante. Una scelta che non ci faccia guardare le previsioni del tempo per capire se piove oppure no, ma che ci faccia anche programmare in maniera tale che si inquini di meno. E pensare che tutta questa colpa cada sui Panevi mi viene da ridere.